Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Bode. E dal commendone veneziano. Ragazzi, siamo qua a canteggiare su Civilization, anche il buon Bode sta giocando. Io provo un attimo a far vedere le nuove patch, insomma il gioco, le novità del gioco con le nuove fazioni, nuove modalità e tutto quanto. Allora, facciamo vedere. Ah, signore. Ecco, c'è Elia che sta incazzando. Comunque abbiamo delle nuove fazioni, i Celti. Poi cosa abbiamo? Cartagine, che la sto usando io, la proviamo a vedere un po' la mia campagna. L'Olanda, la Svezia, l'Etiopia, la Danimarca, la Spagna, la Polinesia, l'Austria, Babilonia, i Maya, gli Inca, i Zati. Sapevi che ci sono gli Inca e i Zati? Sapevi, Elia? No, questa è bellissima, è veramente Ah, bella. sì, bella come te. Poi la Corea. Come Fassbinder. Ecco, come la Corea, Bisanzio e basta. Quindi sono tante, veramente tante le fazioni nuove, poi fatte proprio bene. Ognuna rispecchia i propri colori, infatti l'Olanda è arancione. La Svezia è gialla e blu e l'Austria è bianca e rossa e tutte le altre sono, non mi ricordo perché sono piccolo, non mi ricordo queste cose. Allora andiamo, Il Burundi. no, andiamo a, Peccato, non è bello il Burundi. andiamo a Mi piaceva caricare vedere il Burundi. Cartagine con la nostra Didone. Basta non sia il dildone perché Beh, quella so che piace un po' al Bode, poco poco. i E... dildo sono la mia passione. Ecco, mi sono fatto, mi sono fatto la campagna praticamente con 22 fazioni, mappa con la mod dove tutte le fazioni partono dal rispettivo punto geografico e quindi insomma anche i caricamenti sono lunghi perché cioè, ho messo anche tutte le città-stato, quindi 24 città-stato, cioè è una roba impossibile. C'ho la mappa più grande del... so chi, cioè più grande di Venezia lì. Cioè, è la mappa più grande del mio dildo. Sì, sposo. Comunque Bode ha iniziato una campagna con Londra. Cioè con l'Inghilterra, Con gli chiaramente. inglesi. Con gli inglesini. Eccoci Ho già fatto qua! fuori i cinesi e i turchi, già fuori dalle balle. Mammali, i turchi, mammali. Allora qua ragazzi siamo... Devastation. Ho fatto 364 turni, sono al 140 dopo Christus. E come potete vedere qua c'è una nuova icona. Dopo l'oro, la felicità, la cultura, c'è la fede, che non è una mano amica, non sto parlando di Federica la mano amica, ma sto parlando No, di una c'è nuova, la fede. una nuova modalità. Volevo fare la parte del pubblico che era molto sorpreso da questo. Ok, No. praticamente c'è la possibilità come si dice, di creare una religione, che chiaramente non sono, cioè sono mi pare 9 in totale, perché c'è il cristianesimo, il giudaismo, l'ebraico, cazzo, c'è il musulmano, il buddismo, insomma non tante, quindi se su 20 fazioni solo 9 possono avere la religione, da quello che ho capito, perché anch'io ho appena cominciato, E praticamente ti dà dei bonus questa religione. Il primo, tu praticamente costruisci il Pantheon. E io per esempio ho scelto, sapete che io amo la cultura, più uno di cultura. Poi ho un altro bonus che praticamente mi dà 100 di oro. Ogni qualvolta una città si converte per la prima volta a questa religione, quindi se crea un'altra città ho 100 di oro in più. E poi se riesco a costruire l'Ermitage ho più 8 di cultura in quella città, quindi questi sono i bonus. Io ho scelto il giudaismo perché mi hanno fregato il cristianesimo, è colpa di Elia purtroppo. Certo. Ecco, queste sono le religioni che hanno scelto. Gli egizi hanno l'Islam, io vabbè ho il giudaismo, poi c'è il cristianesimo, c'è l'etiope,
il confucianesimo ce l'ha la Francia e il buddismo ce l'ha una civiltà sconosciuta. E vedi per esempio Il l'impero... Burundi, me lo sento. Me lo sento che è il Burundi che ce l'ha. Ok, il Burundi va bene. E come potete vedere l'impero etiope ha già 4 città convertite, io invece solo una, vaffanculo. Credenze... Ulo. Queste sono tutte quante le credenze, cioè che non sono quelle che si usano in cucina, no, perché devo sempre specificare queste cose, lì. Certo, le credenze non sono quelle della cucina, effettivamente. E niente, che cazzo c'è qua? Simpatico umorista. Vabbè, non ho voglia ragazzi di leggere tutte queste robe, comunque sono cose bellissime che vi consiglio di prendere la pace. Cioè io faccio un video per spiegare la mod e dopo neanche uno vuole spiegare, cioè dopo commenta, è un figo. Questa è la video recensione di Marco Ardite, detto anche il comandone veneziano. Nato a Venezia il 1° gennaio del 2011. No, a Venezia, nel 2011 però. Ho un anno io. Andiamo avanti, dai. Un anno? Sì, cazzeggiamo, dai, Bode. Cazzeggiamo. Comunque un applauso all'Inter per aver pareggiato 2-2 col Vaslui, grande Inter. Tra Milan e Inter quest'anno, ragazzi. Ora che il Vaslui è ai livelli del Barcellona. Sì. Ma poi c'è il giocatore, il capitano, che ha vinto 3 palloni d'oro. In che anno, Elia? Vediamo se è attento, Elia. Non capisco, scusami. No, dico il capitano del Vaslui ha vinto 3 palloni d'oro. In che anno? Il 38? Ecco, tutti e tre nello stesso anno, solo lui. Nel 38 ne ha vinto uno, nel 38, nel giugno del 38, nel gennaio del 38 ha vinto l'altro e dopo ne ha vinto un altro, non mi ricordo il mese, lugliembre. Bravo, ragazzi, questo ragazzo è una persona veramente di cultura. Ecco ragazzi, questa è Isabella. Cioè, guarda che zoccola. Isabella. Allora, ecco per esempio, ecco qua era Rotterdam che era dell'Olanda, ma adesso l'ha preso la Germania, quindi non posso far vedere i colori della Netherland. Qua c'è Stoccolma, poi ecco qua c'è l'Etiopia, di capitale Addis Abeba, che ho fatto anche un video su Fly Simulator con la tappa etiope, me lo ricordo ancora. Addis Abeba. Sì. E poi ecco, Famosissima. qua c'è Attila, corte di Attila. Fratello di Dio. Qua c'è l'Espana della zoccolona. E poi vediamo chi c'è di nuovo. Poi la Polinesia. Aspetta un attimo. Andiamo qua sperduta c'è Honolulu. Eccola qua. No. Sì, Siamo con Merlino lì. Ecco. Ragazzi, no, dopo questa veramente. Cioè, Elia... No, ma Elia entra nel gota dei grandi di YouTube, dopo questa affermazione. Grande Elia. Vabbè, raga, io ho fatto vedere un attimo qua, diciamo francamente le cose come stanno. Avevo voglia di cazzeggiare un po' così perché sono un po' depresso per questo Milan e quindi non sapevo cosa fare. Quindi ho voluto far vedere un attimo. Si è messo a fare un video col suo amico interista, capito? Sì, perché ci consoliamo tra sfigati, andiamo d'accordo. E niente, raga, io voglio salutare tutti. Insomma, sono consapevole di aver fatto un video veramente dal punto di vista sia di spiegazione sia che di gameplay molto, molto figo. Quindi penso sia uno dei miei capolavori questo, Bode, su YouTube. È un video dei contenuti hard. Sì, hard hit, come il mio cognome. Niente, niente ragazzi, con questo video dalle basse qualità grafiche e di gameplay, un saluto dal Comendone depresso veneziano e dal Bode depresso ungherese, perché veneziano ha detto tu, quindi devo inventare un'altra cosa. Ecco ragazzi, un saluto a tutti, belli e brutti, un bacio a tutte le vostre fidanzate, soprattutto quelle belle. Ciao raga. Esatto, ciao raga. Quelle brutte no, tenetele. Ciao. Abbiamo bisogno del saluto finale di Elia per stare più tranquilli. Abbiamo bisogno del saluto di Elia, quello solito per dimostrare la... Vai. Vai.